Desiree, guarda quanta gente Carissimo, c'è. ben trovato. Mamma, carissimo perché? L'hai detto in dialetto o in italiano? No, carissimo ho detto. In dialetto o in italiano? È in italiano, perché? Perché in dialetto carissimo vuol dire cadere a terra insieme. Io tutto questo piacere non ce l'ho, carissimo. Mamma, ma che mi verrebbe dire c'entra? perché Ma è un un caretto saluto sola. affettuoso, ma che Vabbè, ma dai, c'entra? dai, sì, ci sto. Camera centrale, siamo di nuovo qui. È la camera Saluto centrale. la mia camera Di e nuovo. saluto la camera di Saluta anche Desiree. quella lì sopra, non te la Ah, vero, scordare. c'è la camera, quella al velo, al volo. Camera dall'alto. La camera al volo, camera dall'alto, va bene. Vabbè, abbiamo finito con i saluti. Abbiamo finito, salutiamo la numerose persone che ci sono circa 900.000. 900.000 persone, che teatro E è? c'è lo schermo gigante fuori. Ah, fuori in piazza. C'è Piazza Bellini, c'è tutto lo schermo gigante. Allora, la cosa che ti volevo dire è questa. Oggi faremo dei primi. Oh, ma lo sai che il cameraman Massimo ti somiglia un sacco? Lo stavo guardando Dici? prima. Ti giuro, è uguale Ma a perché te. io così brutto sono? No, dai, no. Ma Cioè, ti somiglia vedremo, poi però. vediamo. Lo È facciamo vero, inquadrare. guardalo, ma pazzesco, guarda, non me ne ero mai accorta, ma Vabbè, pazzesco boh. come ti somiglia. Vabbè, poi lo vedremo. Vabbè. Allora, dicevo, che cosa andiamo a fare oggi? Faremo dei primi con le... Cosa? come te, come te. Che Mi ispiri senso tu. come me? Nel Quindi- senso che negli anni tu ti sei conservata bene. Negli anni, guarda che i miei non sono tantissimi, Oddio, quindi dai, tante, ti non sei sono tirata pure un tantissimi. po'. Ma che tirata, Ti ma sei non è vero. fatta la botola nelle Ma quale guance, botola? Non mi sì, sono dai. fatta mai niente, Sì, ma quando cioè, mai? Le labbra, c'è qui il cappelletto Non c'ho tipo niente, bicicletta, le mie labbra sono cioè, anche molto l'ho svista, secche. Ecco, dai, di la verità. Sono Camera compressa. centrale, oggi faremo Non è dei vero. primi con le conserve. Il tonno in scatola, il pesto di pistacchio in scatola. Allora, il tonno in scatola è quello Esatto, nella il scatolina. salmone affumicato, parliamo di conserve. Bene. E vediamo come si può fare, modificare un attimino questi sapori. Quindi Va anche bene? io potrei essere in grado. Bravo. Allora, ti voglio dire una cosa. Cosa facciamo? Cosa Un buon facciamo? sugo, facciamo un sugo di tonno Sì. e lo facciamo con la metodologia Sì. del... Tu conosci la metodologia del a tuttorincia? A Tutturincia sì, abbiamo fatto Tutto una volta insieme. un'insalata che era Tutturincia, quindi tutto quello che capita tutto insieme. Allora, da dove Allora, iniziamo? tritiamo del sedano. È guarda. sedato lui? Sì. Sicuro no, perché col coltello non vorrei No, lascia stare. che si facesse Basta. male. Lo stiamo, lasciate stare, lo stiamo triturando bene bene. Poverino. Prendiamo un poco di cipolla, guarda, così. Andiamo a triturare bene la cipolla. Trito, Mi trito, mi metti sedano un e po' di olio cipolla. nella pentola. Sì, sì. Questo è l'olio, Questo, sì, giusto? sì, sì, l'altro c'è una S che vuol dire semi. Ah, ok. Ok, metti. Metto E ancora? abbassi anche un poco il volume, perché non dobbiamo stavolta andare a fare un soffritto, ma dobbiamo andare a fare una cottura, come ti ho detto prima, a tuttorincia. A Tutturincia. A Cioè tuttorincia tutto, significa tutto mettiamo dentro. tutto insieme e lasciamo cucinare. E lasciamo dammi il cucinare. cucchiaio, Allora, sì. prendiamo questo tuna. Cosa stiamo preparando oggi? Prendiamo Primi. questo tuna. Giusto? Sì, primi, oggi tutti i primi. E dei primi anche piuttosto, diciamo, facilmente replicabili perché Esattamente. utilizziamo E delle andiamo a conserve. mettere il pomodoro pelato. Va bene? Lo mettiamo 1, 2, 3, 4. Ah, quindi la pasta al tonno, il tonno si 5, cucina. 6, sì, hai capito? Pensa. Pensa. E l'abbiamo messo tutto dentro, hai visto? Pazzesco, una scoperta. Ti è piaciuto che ho iniziato 1, 2, 3 e poi ci ho visto tutti. Queste cose sono meravigliose. A questo punto prendiamo un... Come ti vuoi vedere una magia? No, Te vediamo. la posso far vedere? fammi Guarda, vedere. guarda. Hai visto? Al posto l'ho mandato, da dove l'ho preso? Che bravo, ragazzi. Incredibile, ragazzi, faccio delle cose Guarda, che veramente non uno si può chef capire. mago. E allora, vedi? E stiamo andando a fuoco basso. Fuoco basso, però andiamo ad aggiungere un pochinino. Quindi così cosa Di facciamo? acqua. Facciamo la salsa al tonno, giusto? Esattamente, però a differenza di altre cotture, Sì. io la faccio proprio cuocere lentamente, quasi il tonno sparirà, ma ci rimarrà un Ci sapore rimarrà un particolarissimo. sapore di tonno, quindi Particolarissimo. non Andiamo a comprate le mettere- salse pronte al supermercato, no, fatele no. voi. Andiamo a mettere un pochino di sale, proprio un pizzichino così, e
coprendo, Lasciamo andare questo sugo. andiamo a cucinare questo sugo così. E Bene. già lui sta andando. E lui sta andando. E questa è una prima preparazione. La seconda preparazione la andiamo a fare con il salmone. Va bene. Il mio pesce preferito è il salmone, Brava, lo sai. certo. Prendiamo il salmone e facciamo una cosa, prendiamo una tavoletta questa, dici perché? Così la nostra tagliere di bellina. base non lo sporchiamo. non lo sporchiamo. Sono un ballerino, vero? Ti piace? Bravo, il bravo. ballo? Veramente. Vuoi vederlo di nuovo? Non lo ea. Sono quasi un trapper. Mi dai la pinzetta? Sì, La pinzetta? eccola. Guarda. 1, Delle fettine 2, di salmone. così, guarda, così. Anche una meno ne metterei qui perché ti faccio vedere cosa devo fare con questo. Lo tagliuzzo in questo modo. Guarda. Senti, ma questa parte nera non si toglie, toccare, Non si toglie la no, parte non nera? si toglie, no. Non si toglie quindi, No, 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 si no. cucina pure. Quella nel tonno, sai come si chiama quella lì? Come si chiama? Busonaglia. Busonaglia. Ah, busonaglia, E sì. che cos'è? sì, In italiano esattamente. come si dice? Adesso andiamo a preparare il condimento per il salmone. Sì. Diamo un profumo di aglio, dicasi profumo. Profumo, quindi poco ragazzi, Sì, pochissimo. ci hanno sequestrato, eccola là, ci hanno sequestrata. Dammi uno spelocane, Certo. dicasi profumo questo, guarda. Proprio appena. Senti, vedi? ma questi quindi sono dei piatti, possiamo dire, espressi? Sì, Che sì. si preparano quindi in maniera Sì, veloce, sì. senza preparazioni troppo E si complicate. possono fare anche alle poste, Perché? essendo Attenzione espressi. Ma quanto gliene dico a questa io? Vabbè. Mettiamo Allora. questa così, guarda, e andiamo a passare questo trito di salmone e di aglio. Perché ti dico questo? Perché io in questo piatto non userò la panna. Ah, certo, Capito? perché Ma la creerò pasta qualche- al salmone generalmente quelle Ci va più la panna, così io non ne voglio si fanno usare, con la va bene. panna, quindi facciamo la nostra pasta al salmone che Bravo. sarà, già ve lo dico, buonissima. E chi lo sa, questo No, io non si mi sa. porto avanti, buonissima. Chi lo sa, non mettiamo sale perché sai che già Che il salmone è c'ha una sua salato. sapidità. Sì. Hai capito sapidità che vuol dire? Sapidità e salato, lo so. L'ho capito! Camera centrale, l'ho capito in un colpo! Ah no, gliel'ha suggerito Lucrezia. Non è vero, non ha detto Dai, niente, gliel'ha Lucrezia. suggerito No, Lucrezia. stavo guardando a te, Ma non la stavo zitta, guardando, Lucrezia, Lucrezia. la nostra autora che gliel'ha Autrice, suggerito. autrice si dice. Ah, autrice. Ho fatto questo, vedi, non lo sto soffriggendo, lo sto sricoloperando. Quello. Guarda che cosa ti ho preparato che tu non lo sapevi. Questo l'ho cos'è preparato questo? io. Questo è un olio di prezzemolo. Olio di prezzemolo. Cioè prendi il prezzemolo, lo metti nel frullatore, lo frulli, vai aggiungendo l'olio, dopodiché lo filtri e questo è il risultato. Ciao, guarda. Dammi qui. cucchiaio. Cioè qui stiamo anche dando dei suggerimenti ai No, amici ragazzi, olio al prezzemolo. Camera centrale. C'è tutto un altro olio, ovviamente. Guarda. L'abbiamo fatto anche al basilico, l'abbiamo fatto, Certo, dillo. senti il profumo. Profumo di prezzemolo. E questa che ti sembra pazzesco. invece una saponetta? Questa è una che saponetta. cos'è? No, Burro al prezzemolo. Burro al prezzemolo. Burro al Guarda che prezzemolo. faccio, metto proprio questo pochino di olio al prezzemolo qui, questo lo riposiamo Senti, qui. ma cosa metti col salmone? I paccheri? Sì, voglio fare i paccheri. I paccheri. Sì, sì. Allora, E guarda cosa faccio adesso, guarda, mi dai il latte? sì, pasta al salmone senza panna. Senza panna, Quindi, completamente. Aggiungiamo un po' di latte, così. Facciamo scaldare il latte mente e andiamo a prendere a lui. Allora, quindi Io ti volevo veramente, Dai, che vediamo devi se riesci A a sentire trasferire il profumo? questo profumo. che devo dire, tonno in ragazzi? scatola. Tonno e in basta. scatola, la salsa al tonno esiste fatta in casa. Si Capito? può fare. Ok. Ora che questo già vediamo che il latte sta prendendo una certa consistenza, andiamo a dare dei colpettini così. Facciamo una cosa, come ci possiamo Che devo aiutare? fare? Come ci possiamo Fai aiutare? cambio, metti questo qua e quello No, là, no, no, scusa, tieni no? questo un attimo, tieni questo così, tieni questo così, facciamo una cosa. Vediamo se Non lo so riusciamo cosa a sto fare facendo, una ragazzi. cosa, una Non cosa. lo so.
Poi faccio così. Guarda che faccio. Ah, ti ho fatto male? No. Vabbè. Faccio così. Ok. Dai, Metti il vado? frullatore Vado dentro. io? Aspetta. Vai. Tu vai. Ma che faccio? Lascio fermo? Vai fermo, ci penso io. Bella questa scena, eh? Cosa? Ragazzi, Pronto? vi abbiamo fatto vedere una collaborazione estrema Pazzesca, fra pazzesca. me ed Ella. Pazzesca. Stacca, Che stacco questa? stacca. Allora, quindi abbiamo fatto... Hai visto? Abbiamo evitato senza un sacco panna, di schizzi. giusto? Senza panna. Con un po' di latte, ma che hai fatto il latte? L'hai messo L'ho e fatto scaldare. lo fai non scaldare, bollire, non bollire. ma scaldare solamente. E quindi che fai? Stacchi la fiamma adesso, Non no? si chiude il cassetto. E dove li mettiamo? Si è chiuso. Mettici pure questo. Guarda, hai visto che cosa ho fatto? Ho fatto un trito che poi andrà a condire la pasta. Ok. In che modo? Dobbiamo In che fare modo? un'altra preparazione. Qui, senti il profumo, per favore. Pazzesco. Cioè, questo è solamente niente, quello, il sedano e la cipolla, soffritto, il tonno messo un po' soffritto, la salsa. Esatto. E poi che Qui c'era? basta. Pasta. Qui abbiamo dato un profumo d'aglio, non l'abbiamo salato. Perché Che il dobbiamo tonno- andare a sentire, perché non l'abbiamo il salato? tonno già ha una sua sapidità. E qui abbiamo fatto questo che noi andremo a conservare qui. Ok, Però questi io li metterei, a questo punto li metto qua. mettili là, Lo va io così bene. metto, perfetto. Questo mi serve che stia qui. Sì, Adesso andiamo Adesso. a preparare la base per fare l'altezza. il salmone. No. La base per fare l'altezza. Che ne so. No, dai, vieni qua. Lucrezia, mi devi chiamare Dai, tu, se no mi è non venuto vengo. spontaneo, dai. No, Scusa. non ti sento. Va bene. Perché mi ha detto Lucrezia la Che ne base so, per la base l'altezza. per cosa? La base? La base per fare i paccheri con il salmone. La base. La si base chiama. di salsa. Ma non è la questa base la di salsa. base? No, No. quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. E adesso prendiamo una paddle, che oggi tu lo sai che le paddle vanno molto di moda, le paddle di moda. Allora prendiamo la paddle, mettiamo Dell'olio. così, stavolta a fuoco basso perché il salmone non deve stracuocere, No. assolutamente. Quindi sono due preparazioni che poi si Prendiamo uniscono un poco di di finocchietto, questo lo possiamo togliere, mon amore. Dai, lo tolgo io questo, e poi dici che non faccio sei niente. sei tre gentile. Guarda. Questo poggialo qua, dammi. Ah, questa ti serve? Sì, dammi, poggiamolo qua. E andiamo a tritare questo nostro finocchietto, così. Ah, quindi anche il finocchietto ci metti, ma questa l'hai inventata tu secondo No. me, questa del finocchietto. Devi sapere che i norvegesi, gli svedesi nel salmone mettono spesso una salsa che è senape al finocchietto. Ah, Capito? Poi è un abbinamento quindi che si abbina molto Sì, bene sì. al salmone. Bravo. Abbiamo messo l'olio, Sì. d'accordo. E stavolta andiamo a mettere un profumo di Un cipolla. profumo di cipolla. Va bene? Profumo è poco, eh? Profumo poco, veramente poco. E andiamo a macinare. Quindi dicevo bene, sono bene. due preparazioni per la pasta al salmone, giusto? Esatto. E poi le unisci? Sì, brava. E poi ti faccio vedere l'effetto finale. Guarda. Vedi? Bene, quindi cipolla e finocchietto, un trito Bene, praticamente. trito. E poi facciamo così, guarda, questo Come lo poggiamo facciamo? così. Prendiamo il salmone e lo andiamo a mettere in the paddle. Questo In padella. lo posiamo e facciamo andare. Aumentiamo la fiamma e ora lui si scucina. Così a fette messo, Così intero, come ora così si a rompe da sé. fette. Ora si rompe da sé. Questo sta mantenendo perfettamente. La pasta al tonno sta mantenendo. E lì l'acqua che sta bollisciando, perché mettiamoci il sale nell'acqua. Metti il Vedi? sale nell'acqua. Guarda. Quest'acqua che a parere tuo può sembrare tanta, Però- mi servirà poi per fare le cotture dei vari tipi di pasta.
Va bene? Dai, allora, andiamo mentre in noi pubblicità. prepariamo e pensiamo, andiamo un attimo in Ma pubblicità. proprio 2 minuti. E non cambiate canale. Perché ho fame, non cambiate non canale. è perché ha fame, Ho perché se fame. voi cambiate canale non vediamo la pubblicità e non ci pagano. Ah, anche Per questo favore. pure, vero? Fatemi Beh, sto non lo favore. dire questo, dai. Ma non lo devi L'ho dire. detto. Rieccoci qua, hai visto? Siamo tornati, Abbiamo allora. smacinezzato Ah, il vedi, questo lo salmone. smacini poi quando è cotto che Sì, viene anche sì, più sì. semplice Sì, con no, questa. no, sì, esatto, così l'abbiamo smacinizzato e andiamo a mettere E andiamo la ad aggiungere parte finocchietto e aromatica. cipolla. Così la parte aromatica che non dobbiamo fare Trascurare. cucinare No, molto. non dobbiamo far cucinare molto. Molto. Così appena senti, guarda. Ma sai che è meraviglioso Senti veramente sto questo odore? odore? È pazzesco, eh? E non è la solita pasta al salmone. No, per niente. farfallette, Non è la pasta al panna e salmone che salmone, faccio non io, c'entra per niente. No. Allora, Grazie, tu mi devi fare una finocchietto. cortesia, io voglio leggere il tuo contratto, perché l'assaggio nel contratto è previsto alla Glielo fine. faccio mettere, glielo faccio Sì, glielo faccio aggiungere. mettere. Assaggio per tutto il tempo, glielo faccio E aggiungere. devo fare mettere che devo assaggiare pure io. Ma no, No. questo c'è scritto nel mio contratto, lui non assaggia. Questa è pronta e ci troviamo. Senti, sai che Forza questa quello. cosa del finocchietto è pazzesca, Lo veramente? so. No, lascialo qui. Anzi no, sai che facciamo? Che devo le fare? mettiamo dietro le preparazioni, dai. Metti pure quella preparazione lì e andiamo a fare la terza ricetta per i nostri primi. Terza ricetta, allora non Andiamo. perdete il filo, mi raccomando, puntata dedicata alle preparazioni dei primi con dei prodotti in scatola. In scatola o conserve, per cui il pezzo di pistacchio è una conserva, il salmone è una Esatto, conserva. Così. la pasta al tonno, ma non la pasta al tonno che apri il tonno lì dentro, No, come no. fa qualcuno. E senti, No. che fai? Siccome non riesco assaggiare la sapidità, faccio io, fai tu. Che domanda stupida. Che domanda stupida. Faccio io, fai tu. Che domanda a fare queste cose? Un tantino Un di tantino, sale, io proprio lo mettiamo. un po', guarda, Così? sì, va bene così, perfetto, No, com'è? perfetto. È buono, vero? Senti, Al non bacio. ci sarà una pasta fatta con il tonno in scatola. una Cioè, cosa capito? da Ma è un'altra pazzi. cosa, pazzesco. Diamo la pulita qui e passiamo a preparare Che il cos'è quella nostro mortadella pesto di messa là? pistacchio. La mortadella. Guarda, cubettiamo, Cubettiamo un pochino di mortadella. Così, così e così. Questo è un piatto con mortadella Siccome e pesto il di pistacchio- pistacchio. Diciamo che il pistacchio e la mortadella si sposano proprio da sempre. Da sempre, È un matrimonio mai, mai... oserei dire un matrimonio indelebile. Non hanno mai litigato. Mai, Mai, non si lasciano. mai, non si lasciano. Ma chi è più mai. fedele, la mortadella o il pistacchio? Bisogna vedere, bisogna vedere. Cosa? Quando è mortadella ci sono rimasti un po'. Cioè, io te le do, capito? E quindi è rimasto vedovo il pistacchio. Sì, perché è mortadella. Io mi sa che c'è di sta parte. Dici che hai pistacchio? E il pistacchio disse, è mortadella. E stavamo sempre insieme. E allora l'hanno... Però, quindi oggi è un, come si dice, un piatto per commemorare. Sì, è commemorativo proprio. Guarda, e sto mettendo questa di qua. Cosa sto facendo? Cosa Vediamo stai se ci arrivi. facendo? Stai Vediamo. soffriggendo la Ma mortadella per fare cosa? per incorporarla col coso, con suo marito. E per fare cosa? Sto Per facendo fare la pasta, per fare cosa? una non. Ah, stai facendo una mortadella non mortadella. Oggi proprio è terribile. Andiamo avanti, andiamo avanti. Besciamella non Questo sta facendo- besciamella. Questo sta andando. Besciamella non besciamella. A questo punto dobbiamo cominciare a preparare la pasta. E allora via, questo via. Vai, quindi pasta al tonno Le pronta. preparazioni sono qua. Sì, Mi prendi il mestolo è qua, sì. la padella è qua e qui ci facciamo i paccheri. Dai. 1, 2 e 3. Ricordiamoci tre. che l'acqua è salata per i paccheri.
Sì. Poi questo sta andando. Quindi mortadella e burro. Sì, mortadella, Questa burro. è pazzesca, già lo sento. E Già poi questa è ci serve pazzesca. un'altra Poi ci serve cosa? pentolas, la pentolas di pentolins che non cessa. No. No? Eccolo qua, mettiamo questo. E allora abbiamo E allora gli spaghetti, abbiamo i paccheri e le fettuccine. e le fettuccine. E andiamo via così, guarda. 1, 2 E 3. e 4. Andiamo ad accendere. Tutta l'acqua è salata. Qui andiamo ad aumentare. Lì è perfetto. Qui stiamo, guarda. Che facciamo? Questo sta andando. Mi dai il latte, per favore? Ma certo. E adesso apriamo il frullator. Questo? Sì. Cucchiaio. Un poco di questo pestos. Ah, quindi lo mettiamo così. Un poco così. Allora, Per adesso. c'era la cipolla là, Così. cosa c'era? C'era No, la cipolla? qua Qui no, hai no, messo. no, No, no. non hai messo cipolla. No. No, quindi abbiamo messo solo mortadella cubettata con un po' di burro, Esatto. un po' di latte e il adesso pesto di pistacchio. il pesto di pistacchio. Facciamo vedere cosa succede. Apriamo Facciamo questo. vedere, l'ho aperto, guarda. Brava. Ok. Questo non me lo toccare. Andiamo così. Dove sei? Dove sei? Sei qua. Dove sei? Sei qua. Questo lo togliamo e questo andiamo a fare questo. Frulliamo. Oggi un po' alla cannavacciuolo, perché cannavacciolo è uno del frulla Usa molto. mortadella così, No, frulla molto. frulla, usa la mortadella. Oggi frulliamo tutto. La mortadella. Che risate. Ma per favore. Questa è sua, signora. Che devo fare? Questa. E andiamo a mettere questo composto qui, nella paiava, nella nostra padava. Così. E questo lo possiamo E questo anche togliere. lo possiamo togliere. E anche questo è un'altra preparazione. Cioè le cose sporche me le dà a me in mano, non Esatto. si capisce. perché. Qui Vabbè. i fuochi vanno. E adesso cominciamo, dato che l'acqua tra poco è bollissimo, cioè che bolle, e allora comincio. Spaghetti. Allora, spaghetti abbiamo detto col tonno? Sì, Col tonno. sono spaghetti alla... Spaghetti? Che ne so? Alla chitarra. Alla chitarra, bravo. No, ci arriva, non sempre, ma ci Alla arriva. chitarra, va bene. Camera centrale, oggi potresti anche dirmi Totino mi ha abbandonato. Ma No, non è parla così. la camera Ti voglio centrale, bene. ragazzi, ma che devo Poi fare? mettiamo giù Va- due bei nidi di fettuccine, di linguine, tre di nidi fettuccine. di fettuccine, così. E andiamo a mettere un po' di Di paccheri. 1, 2, crepi l'avarizia Mettilo, dai, 3. e crepi l'avarizia. Quindi metti che tu vuoi fare un primo Ecco. veloce con delle cose che hai in casa. E crepi l'avarizia. Ma sì, penso che una scatoletta di tonno e una bottiglia di salsa di pomodoro tutti ce l'hanno in casa, Ah, giusto? voi hanno anche il sedano in casa. Anche il sedano. Hanno anche la nonina in casa. la cipolla in casa. Hanno anche i veneni in casa. Ma che è? Come stai parlando? Ti volevo dare Così, altre ragazzi. connotazioni di quello che veneni hanno in casa. E tu ce l'hai i veneni in poi li casa, ce nebbiamoci. l'hai. Dove? Aspetta, va. Dai. Oh mia bella Madonnina, che te brilla da lontano, tutta d'ora e piccinina, ti Che domina. c'è? Ma dove siamo finiti? Non ti vedo. C'era una canzone antica di Carosone che era bellissima. E parlava di uno che se ne andava, un napoletano che emigrava a Milano e raccontava via posta alla sua famiglia a nebbia. E La c'è scritto nebbia. a nebbia.
a si sapissi che rea nebbia, stamma abbrazzate rinda stacque annese. Capite che vuol dire? No. L'acqua è anice. Voi non la conoscete, l'acqua con l'anice che diventa bianca come la nebbia? Sì. E che c'entra l'acqua anice con la nebbia? Qua, se guardi l'acqua anice diventa di questo. Oh mia bella Madonnina, che te prego. L'acqua anice, quell'effetto così ci arrivò, sfumato. Ci arrivò. Pazzesca questa poesia. Pronti siamo poetica. quasi. E allora andiamo a scolare la pasta. Che scoliamo? Tutte Scoliamo pronte? Tutto. Ecco qua, guarda. Tutte pronte. Iniziamo dalle fettuccine. Dai, vai dalle fettuccine Vado che dalle saranno fettuccine. condite con, abbiamo detto, mortadella e pistacchio. Bravo. Giusto? E il condimento delle fettuccine dov'è? E che ne so? Qua! Ah, è qui, no, è lì. No, dov'è? Fettuccine al pistacchio abbiamo detto. Fettuccine al pistacchio, giusto? E te le sto portando, guarda. Scusi, la mettiamo sul fuoco. Mi prendi un piatto del parrino? Sì. Ecco qua. Bene. E adesso andiamo a saltare. Aspetta. Vedi, sotto c'è quel composto che avevamo fatto prima, Sì, che con non è la altro che mortadella. Possiamo a aggiungere dei a tocchetti di cubetti. mortadella, ma io non glielo aggiungerei, capito? Il mestolo. Il mestolo, non questo, tu Il vuoi me- quello più Va bene piccolo. lo stesso, Bene in questo questo? caso questo va bene. Facciamo così, un poco di acqua di cottura della pasta, così, Sì. questo lo spostiamo e andiamo a E saltare. andiamo ad A amalgamare, a saltare. Ok. Mi dai la pinza per favore? Ma che è certo. qua. L'altro mestolo l'abbiamo messo dove? Ci manca un mestolo. E l'hai messo ci lì hanno secondo me, rubato un sai? mestolo. Secondo me l'hai messo lì. No, Guarda, non- lì, è messo lì. Ah, non lo vedevo. Vai. Questo così, qui spegniamo e qui spegniamo. Quindi questa la impiatti, siamo pronti? Pronti? Guarda che bella, avvicinami il piatto, grazie. Metti qua, ma metti Sì. la mortadella sopra? No, ma io non glielo metto, No. solo quella. Quindi la tolgo. La togliamo. E lo possiamo servire. La servo? Pulisci qua, La servo? pulisci là, ci sono due macchioline. Guarda, la pulisco con questa Due macchioline. pezzettina pulita Sì. che abbiamo qua. Poi andiamo a sentire se il salmone Guarda c'è. un po', guarda un po'. E questa è una. Poi Stupefacente. assaggiamo un pacchero. Andiamo a mettere. Non ho messo, senti che la salsa è un po' indietro, la pasta è un po' indietrino di sale, ma Quella, no, poco. però perché Però poi il abbiamo salmone è tutto sapido. questo. Prendiamo un pochino Di saponetta. di saponetta, sarebbe burro al prezzemolo, e lo andiamo a catafollare qua così. Senti, vuoi fare un riepilogo di questa? Perché c'ha due Allora, preparazioni. la preparazione è prima, abbiamo messo il salmone in padella con un profumo di aglio, l'abbiamo fatto soffriggere, abbiamo messo un po' di latte Sì. e l'abbiamo frullato. L'abbiamo Il frullato. latte l'abbiamo scaldato, non l'abbiamo... Gira che vado a fare. L'abbiamo scaldato e non, come si dice, bollato. Esatto. Quindi salmone praticamente fatto, sminuzzato piccolino Bravo, piccolino. poi abbiamo sminuzzato il salmone, abbiamo Esatto. aggiunto adesso del burro di prezzemolo e andiamo a mettere i nostri paccheri. E andiamo a mettere Così. i paccheri. Vabbè, questi due li prendi, Quindi li prendi. doppia preparazione, ma Esattamente. entrambi diciamo abbastanza semplici. E andiamo via così, guarda. E saltiamo. Saltiamo, guarda già che goduria, guarda. Che vi E devo poi dire? Che andiamo cosa a vi fare devo questo dire? lavoro qua, guarda. Andiamo a mettere questa Questo lavoro di latte. e cremina dobbiamo che avevamo fatto far prima. sì che il latte condensi un tantino. Ma che pasta al salmone è? Cioè, dove la prendi una pasta No, al salmone? non è la così? solita pasta Non è la salmone solita pasta al panna. salmone. Andiamo a scolare nel frattempo gli spaghetti. Gli spaghetti invece li facciamo come con la salsa al tonno. Semplicissima da preparare anche quella, no? Quindi diciamo abbiamo messo un salmone, un tonno, scusate, scatola a soffriggere con un po' di cipolla e sedano. Brava. Abbiamo aggiunto la salsa di pomodoro e una lenta cottura.
Ecco qua, vedi Desi? Sta stringendo, Vedi? sta stringendo, ecco. Vedi? Ora facciamo. Prendiamo facciamo. questo, guarda. Ti piace questo? A me Dai, piace tantissimo. bellissimo. Questo è un new entry, questo piatto. L'ho visto. Ma questo è di quelli che puoi mettere nel Anche forno? il forno, sì, Non sì. c'è scritto di sotto, giusto? No, non c'è scritto. Questo te lo regalo. Prendo cucchiaio grande e faccio così, guarda. E fai così. Qua. 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 Non è la corniosa. Sì, posso Eh? dirti che com'è? Com'è? No. Dico, No, no? no. Non ancora. No, È giusto che prima no. prepariamo tutti i piatti per il nostro Bravo. pubblico a casa. Brava. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Questo e questo lo metto qua. E questo, guarda. Mamma mia, che devo dire? Che cosa devo dire? Signori, mi dai la Marisa, tieni questo? Questa me la scrivo, La Marisa è quella nostra, quella del salmone. Questa me la scrivo nell'agenda. Vi voglio dire a tutti i miei cari teleascoltatori e teleascoltatrici, la pasta al salmone si può fare senza panna. Questa ti chiamo. Mettila qua. Questo. E ora andiamo a preparare Un profumo lo delizioso. spaghettos. Spaghetto al tonno. Lo spaghettos lo mettiamo qua, alziamo la fiamma. Ah, lo metti in padella Qua, lo spaghetto. così, in padella. in padella e poi guarda cosa ti combino. Questo sugo Senti al che sta tonno. partendo. Semplicissimo da preparare, è veramente un profumo pazzesco. E anche un gusto. No, non te lo portare, non te lo No, portare. no, Sì. no. Ecco qua. Andiamo avanti, ma senti che profumo. Sì. Cioè ragazzi, abbiamo fatto una pasta con tonno. Eccezionale, con tonno. Vi dico gli ingredienti, guarda, sono 4. Vai. Tonno, Sì? salsa di pomodoro, Sì. sedano e Sì. cipolla. Basta. Giusto? Quel sale QB che Semplice, è QB. semplice. Il sale... Che è il sale QB? Sale QB, non lo conosci? È un tipo di sale dell'Himalaya. Il sale dell'Himalaya. Il sale quanto QB. basta il sale QB? E allora, ora riprendiamo quel mestolo. Prendiamo quel messo questo grande? Se No. trovo prendo la pinza. Qua è la Qua, pinza, la qua, pinza. guarda, è qui. Però gli dobbiamo dare una sciacquata, lì sta cucinando. Senti, dimmi come la vuoi impiattare, che E ora te piatto lo dico io, la vuoi? impiattiamo al vassoio. La impiattiamo al vassoio anche lei. Ti piace? Mi piace. Così facciamo quasi una portata. Spegni qua. Allora, paccheri al salmone e finocchietto. Salmone e finocchietto, giusto? Bravo. Fettuccine con mortadella e pesto di pistacchio. Brava. È una pasta al tonno che veramente, Semplice, banalmente uno semplice. dice la pasta al tonno, però devo dire che secondo me veramente merita questa. Un giorno sfiderò Chi? i palati. Cioè? Dato che assaggiate voi, sfiderò i vostri palati. Che vuol dire? Faremo un primo con la carne Simmental. Dai, non ci credo, con Te la lo carne giuro, Simmental. Te lo giuro. Neanche io sono stata mai capace di fare un primo Questo qua, con la carne Simmental. questo qua. Abbondiamo di condimento, Ah, ragazzi. certo, dai. Abbondiamo di condimento. Ecco qua. Aspetta, Che manca? mettilo tu il tocco. Il tocco. Che cosa metto? Parmigiano? L'olio, no. Olio, Ah, olio. l'olio, ci va un l'olio, tocco sì. di olio, ragazzi, qui per Tocco di finire. olio. Vai. Com'è? No. Buono, perfetto. Mm? A posto. E ci siamo con Pronta. i nostri piatti. Cominciamo da questa, dai. Che Allora. voi non lo sapete, ma mentre c'erano le telecamere spente, Ma lei non è l'ha vero. toccata, l'ha già assaggiata. Camera centrale, questo dobbiamo segnarlo alla direzione. Io posso No, assaggiare? ragazzi, sono venuto a controllare sotto Ah, assaggio. è venuto Massimo e Biagio a controllare. Non può essere. Ma sti due Rottweiler com'è che sono Abbiamo liberi presi senza per... così? Per non far assaggiare a me, sono Massimo e Biagio, il Rottweiler di chi la vuole cotto. Ma che ti devo dire, Com'è? ragazzi? Com'è? Dimmi. Ah, Io no. non lo posso assaggiare, basta. Della, com'è successo? Mi dai
acqua e il cucchiaio. Ti ho chiesto Della, com'è successo? È morta. Cioè, era piena di vita, Mi ragazzi. dai 2 cucchiai? Così, all'improvviso. 2 cucchiai, questo con le corna non sono cucchiai. Gesù di Nazareth, queste femmine di oggi. Guarda. No, le devo mettere nel piatto! Volevo metterlo nel piatto, ma lei è così. Te ne faccio assaggiare solo 2, che poi sono 3. Ecco. La pasta col salmone senza Panna. Senza Questa è la mia panna. preferita. È troppo buona. È buona? Basta. Ma poi quel finocchetto. Sì. No, me li hai messi, fammeli mangiare, dai, me li hai messi nel piatto. I Rottweiler se ne sono andati, posso assaggiare? No, pure io? sono là. Sono là. Viaggio, Massimo, là. venite qua. Non vogliono venire. Vabbè, dai. Io te lo tolgo perché dobbiamo andare avanti. Ragazzi, è impressionante. E questa donna è impressionante. Allora, poi andiamo all'assaggio con questa, guarda. Hai visto il cameraman? Guarda, Sì. guarda te, guarda. Ma non Vedi mi come sembra precisa perché io te, così ragazzi. brutto sono, va. Ti giuro. Femmina, questo l'ho messo per te. Vai. Vai. Quindi da un pesce all'altro. Esatto. Ora questo invece è tonno in scatola. Dal salmone al tonno. Vai. Tonno in scatola. Cioè, voi l'avete mai assaggiata una pasta? E poi si fa veloce. Tonno subito. Lo sai perché le scatolette di tonno Poi che sono devo rotonde? dire, ragazzi, dai, Lo sai perché le scatolette di tonno sono Risparmiamela. rotonde? Perché? Perché conosce tonno un po' morire quadrato. Basta ragazzi, ciao. Io me ne vado. Arrivederci. Con la pasta al tonno. Era buona però, Basta. io non l'assaggio perché sono io che non la voglio assaggiare, non il Rottweiler. Le conserve in cucina. Spaghetti al sugo di tonno, 300 g di spaghetti grossi o alla chitarra, 3 scatolette di tonno sott'olio, 400 g di pelati, sedano quanto basta, mezza cipolla, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Fettuccine con pesto di pistacchio, 300 g di fettuccine meglio se fatte in casa, 100 g di mortadella, 200 g di pesto di pistacchio, 50 g di burro, un bicchiere di latte, sale e pepe quanto basta. Paccheri al salmone, 350 g di paccheri freschi o secchi, 500 g di salmone affumicato, un mazzetto di finocchietto di montagna, mezzo spicchio d'aglio, un profumo di cipolla, significa proprio una puntina, prezzemolo quanto basta, olio extravergine di oliva oppure olio al prezzemolo, se volete burro al prezzemolo, sale e pepe quanto basta. Per il burro al prezzemolo, 200 g di burro da fare fondere a fuoco basso, togliere la schiuma bianca che si crea e abbiamo fatto un burro chiarificato. Aggiungete al cacao del prezzemolo frullato, fate raffreddare un poco e voilà.